Dopo la zona rossa, la nave De Vero, in arrivo i varchi alla stazione dei treni di Mestre. L'annuncio del sindaco Brugnaro che sulle elezioni comunali commenta: Zaia lo vedo sempre bene. Casa di riposo degli orrori, 2 diverse ordinanze rimettono in libertà i 5 operatori sociosanitari e rimandano il processo alla Corte d'Assise di secondo grado. Per la comunità e i familiari delle vittime un altro schiaffo. Non solo il mondo delle imprese esprime preoccupazione sulle conseguenze dei dazi americani, anche la politica invoca una risposta dell'Europa a difesa della nostra economia. Santa Maria di Sala, accusato di violenza domestica nei confronti della moglie anche davanti alla figlia piccola, un 25enne è stato arrestato dai carabinieri. Dal 18 aprile torna il contributo d'accesso a Venezia, sarà più caro per chi non prenota in anticipo. Molte categorie hanno diritto all'esenzione, i veneti e gli studenti non dovranno più registrarsi. Dal tabaccaio che diventa gelataio al farmacista che diventa barista, il pesce d'aprile dei commercianti di Robegano per sostenere le attività. Torna in esclusiva su Antena 3 il fascino del calcio spagnolo con la Coppa del Re. Questa sera alle 21:30 la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Real Sociedad dopo l'1-0 dell'andata per i Blancos. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Antena 3 Venezia. Dunque apriamo con la sicurezza in città. Dopo la zona rossa, la nave De Vero. Infatti sono in arrivo anche i varchi alla stazione ferroviaria di Mestre. Ad annunciarlo il sindaco Luigi Brugnaro. Zaia come sindaco di Venezia come lo vedrebbe? Sempre bene, ho sempre detto io, Zaia può stare per tutto. Così Luigi Brugnaro nella risposta ad Andrea Tomaello del direttivo regionale Lega, nonché suo vice Accafarsetti, che tra i nomi del toto sindaco aveva espresso chiaramente quello di Luca Zaia, attuale presidente del Veneto, come candidato alla imminente corsa come primo cittadino di Venezia, se non dovesse nuovamente ripresentarsi per Palazzo Balbi con la possibilità del terzo mandato. Non lo so, un anno è lungo, insomma, si va a votare in primavera del 2026, per cui insomma credo che ci sia tutto il tempo di decidere la cittadinanza, la persona migliore, insomma parlo del centrodestra. Però sai, è ancora lunga, poi lì ci sono problemi normativi, non si capisce se le elezioni saranno a settembre, ottobre per le regionali o se, io spererei le portassero in primavera, ma non si è capito chi deve farlo. In attesa di capire quando si andrà a votare, cioè se in autunno o in primavera, e se ci sarà un election day con le comunali, Brugnaro tira dritto, puntando sulla questione sicurezza. Dopo la zona rossa, la nave De Vero, in arrivo i tornelli alla stazione di Mestre, annuncia. Mi sembra che anche Ferrovie sta entrando nel concetto della sicurezza di Mestre, sarebbe la prima stazione di transito ad avere i tornelli all'ingresso. E li ho chiesti io, cioè, ho insistito tantissimo, io sono d'accordissimo, gli ho chiesto io le zone rosse, io farei una zona rossa dappertutto se potessi, cioè, perché secondo me se uno non ha niente da temere si fa controllare, ti controlli i documenti come si fa dappertutto. Quella di Mestre, quella di Venezia sono grandi stazioni trafficate, arriva un po' di tutto e questa gente poi si distribuisce. Se uno pensa di passare a Mestre e fare quello che vuole si sbaglia. Ed ora parliamo di quella che è stata ribattezzata la casa di riposo degli orrori di San Donà di Piave. 2 diverse ordinanze rimettono in libertà i 5 operatori sociosanitari e rimandano il processo alla Corte d'Assise di secondo grado. Per la comunità e i familiari delle vittime un altro schiaffo. Sono tornati in libertà i 5 operatori sociosanitari ritenuti in primo grado responsabili a vario titolo di maltrattamenti nei confronti di 29 anziani ospiti in quella che è stata ribattezzata la casa di riposo degli orrori a San Donà di Piave. Il processo è da rifare perché sarà la Corte d'Assise d'Appello a dover giudicare gli episodi incriminati. L'ha stabilito la terza sezione della Corte d'Appello di Venezia, che invece di pronunciare la sentenza come previsto ha deciso di trasmettere gli atti al Presidente della Corte perché è competente nel giudicare l'aggravante contestata ad alcuni imputati per lesioni, che secondo la Procura hanno portato alla morte di un'anziana, una ferita ancora aperta per la comunità. Ricordo che questi fatti si sono consumati durante le restrizioni del Covid, quando in case di riposo si poteva entrare solo con molte restrizioni, molto spesso le persone anziane erano lasciate in balia di questi personaggi, chiusi in camera, non c'era possibilità di accedervi per i parenti, per gli amici, le associazioni di volontariato, e questo ha causato questa situazione che ancora per noi non è giustificabile in nessun modo, non è neanche spiegabile come ci si possa comportare così. Pensare che qualcuno possa approfittare di
questa situazione di inferiorità fisica o psichica per dar sfogo alle proprie pulsioni è una cosa aberrante che ci umilia come uomini e poi come amministratori. Purtroppo abbiamo visto che bisogna ricominciare. Un altro schiaffo per i familiari delle vittime. Il primo schiaffo è stata la sentenza del giudice del lavoro che l'anno scorso ha disposto la riassunzione di alcune di queste persone, non i responsabili di reati più gravi per carità, ma alcuni degli operatori sociosanitari che erano stati licenziati a seguito dei fatti hanno fatto ricorso al giudice del lavoro che ne ha disposto la reintegrazione in casa di riposo. Io ho parlato con la direzione della casa di riposo, noi abbiamo impugnato immediatamente questo provvedimento, non accetteremo mai di reinserire queste persone nella nostra struttura e non vorremmo che in nessun modo entrassero in strutture analoghe. Tra l'altro le vittime predestinate erano quelle del settore viola, cioè il settore dove c'erano i malati di Alzheimer, quelli che hanno più difficoltà ad esprimersi, a spiegare quello che succedeva e qui probabilmente ci sono state delle mancanze anche da parte di chi doveva controllare, insomma, di chi doveva essere presente, cosa che oggi stiamo tentando di affrontare con una frequenza non dico quotidiana ma insomma assidua alla casa di riposo, in questa che è quella storica che abbiamo alle spalle e quella nuova che abbiamo inaugurato a maggio dell'anno scorso. I 5 condannati a pene comprese tra 2 e 8 anni di reclusione sono tornati in libertà perché secondo il collegio non vi è più rischio di reiterazione del reato perché allontanati dalla casa di riposo. Dall'inchiesta è emerso che gli anziani venivano sottoposti ad angherie perché protestavano oppure chiedevano aiuto se si sporcavano. Una degente, secondo la procura, è morta per insufficienza cardiorespiratoria a causa delle fratture provocate dalle percosse e delle vessazioni psicologiche. Ora torniamo a parlare di aumenti nelle case di riposo. Oggi la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin, ha incontrato varie associazioni che si occupano di anziani. Famiglie che sono chiaramente in ginocchio anche per il caro vita che riguarda dai generi alimentari alla benzina, infine anche con le rette delle case di riposo. Quindi un problema enorme che va gestito. I dati allarmanti diffusi nei giorni scorsi dai sindacati dei pensionati che denunciano un aumento mensile di quasi 300 euro in media per le rette delle case di riposo sono stati presi in mano anche dalla consigliera regionale Baldin, che ha incontrato varie associazioni del settore per capire come far fronte al problema. La soluzione c'è, dice Baldin, basta attuarla. Abbiamo individuato la strada, quella di un contributo da parte della Regione per venire incontro alle famiglie più in difficoltà, guardando l'ISEE del nucleo familiare. La Regione Emilia-Romagna, non a tanti chilometri da qui, lo sta facendo mettendo il 50% del contributo regionale per le fasce ISEE più fragili, quindi è una misura fattibile, lo dobbiamo fare assolutamente, iniziando anche a mettere sul piatto quella che è la riforma delle IPAB, che è un progetto di legge a prima firma Zaia, datato 2020, quindi sono passati diversi anni, una riforma che ci vede l'unica regione insieme a Sicilia e Calabria a non averla ancora affrontata. Un 25enne residente a Santa Maria di Sala è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere nei giorni scorsi dopo l'ennesima denuncia da parte della moglie. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Già in passato era stato denunciato dalla donna per fatti analoghi e allontanato dall'abitazione familiare fino all'aprile del 2024. Secondo quanto appurato dai militari dell'Arma, il 25enne avrebbe messo in atto condotte vessatorie e moleste anche in presenza della figlia minore. Intercettato dai carabinieri di Milano, è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Ed ora l'economia, non c'è solo il mondo delle imprese ad esprimere le proprie preoccupazioni sulle conseguenze dei dazi americani, anche la politica invoca una risposta da parte dell'Europa a difesa della nostra economia. I dazi rischiano di essere il terzo cigno nero dopo ovviamente il Covid, la guerra e adesso questa novità dei dazi. Siamo molto preoccupati, i dazi non portano mai bene, lo dimostra la storia dei dazi, soprattutto in un mercato globale come questo. L'export veneto verso gli Stati Uniti vale quasi 8 miliardi. I dazi rischiano di colpire diversi settori della nostra economia, dall'occhialeria al mobile.
Ricorda Zaia che auspica poi una risposta dell'Europa che possa affrontare il problema non in ordine sparso, ma in modo serio e compatto. Non possiamo considerare gli Stati Uniti dei nemici, dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e si investa piuttosto in una formazione di un vero e proprio asse tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma i dazi non ce li possiamo permettere. Alle considerazioni del presidente Zaia replica il segretario Dem Martella. I dazi di Trump, dice, rischiano di avere conseguenze devastanti per l'economia e le imprese venete. Oggi se ne accorge anche Zaia, dopo che lui e tutta la sua maggioranza hanno fatto il tifo per Trump. Noi da tempo diciamo che è necessario un intervento per difendere le nostre imprese, per difendere il nostro export. Questo intervento deve avvenire in sede europea con forza e decisione per impedire questa folle guerra commerciale. La Guardia Costiera di Venezia è intervenuta stamane per scongiurare gli effetti dannosi di un inquinamento accidentale a Porto Marghera presso gli impianti San Marco Petroli per uno sversamento di gasolio. Non appena giunta la notizia, il personale della sala operativa ha attivato il piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive. Si è provveduto inoltre a far giungere in banchina una cisterna gommata per aspirare gli strati superficiali del bacino acqueo interessato, così da velocizzare la bonifica. Dal 18 aprile torna il contributo d'accesso a Venezia. Sarà più caro per chi non si prenota in anticipo. Molte le categorie che hanno diritto di esenzione, i veneti e gli studenti non dovranno più registrarsi. La sperimentazione continua, diciamo sempre che non è la soluzione a ogni problema, ma è una sperimentazione di un sistema che poi a regime dovrebbe dare il massimo dei suoi effetti. Poco meno di 3 settimane dall'entrata in vigore del contributo d'accesso per il 2025. Sono già 10.000 i visitatori paganti che hanno effettuato la prenotazione per recarsi a Venezia tra il 18 aprile e il 4 maggio, primo periodo di validità. A questi si aggiungono le circa 20.000 richieste di esenzione, di cui il 75% perché ospiti in strutture ricettive all'interno del Comune di Venezia. Quest'anno raddoppiamo i giorni di contributo, è prevista anche una differenziazione in base all'anticipo della prenotazione, appunto con lo scopo di rafforzare il concetto di prenotabilità della città. È interesse della città sapere quanta gente verrà in visita alla città quel giorno per organizzare meglio i servizi. È come se io faccio una cena, invito 50 persone, se me ne arrivano 50 so che posso dargli da mangiare, 100 non faccio fatica. Ci sarà una differenziazione di prezzo per disincentivare i visitatori dell'ultima ora e assistenza per i ritardatari. Ci saranno molte tabelloni informativi, molta comunicazione che faranno anche gli operatori ferroviari, molta comunicazione anche agli accessi della città. Ovviamente poi in caso di qualcuno che si presenta senza ticket e viene appunto trovato senza ticket, in questo caso c'è la sanzione amministrativa così come da regolamento, perché noi stiamo applicando un tributo dello Stato, non è una così simpatica trovata pubblicitaria, è un tributo vero e proprio che il Consiglio Comunale ha approvato e che viene quindi applicato con tutto ciò che questo comporta. Ed ora parliamo di trasporto pubblico in Comune di Venezia, perché sono arrivati in città nuovi autobus elettrici ed è stato inaugurato questa mattina alla Candiani di Mestre un nuovo bici park all'insegna della mobilità sostenibile. Sono arrivati gli attesi 44 nuovi autobus elettrici ed è stato completato l'impianto di ricarica con altrettante colonnine. Si trovano nel deposito ACTV di via Martiri della Libertà a Mestre. A breve entreranno in servizio sulla rete urbana e suburbana della terraferma, un investimento complessivo da 28 milioni di euro, di cui 23 per gli autobus e 5 per l'infrastruttura. I mezzi con la colonnina acquistati da AVM con i fondi del Comune, che sempre a Mestre ha pure inaugurato all'insegna di una mobilità maggiormente sostenibile il nuovo Bici Park Candiani, un vero e proprio parcheggio comunale in grado di ospitare 50 posti dedicati a biciclette e monopattini al costo giornaliero di 50 centesimi, parcheggio sorvegliato e aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23. A breve attrezzato anche per il noleggio dei caschi previsti per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Assolutamente sicuro perché è sorvegliato e presidiato costantemente e soprattutto non è aperto all'accesso pubblico, quindi si rimane sulla soglia, l'operatore prende la bici, la accompagna al suo stallo e poi la restituisce nel momento del rientro. L'obiettivo è quello di
accompagnare la mobilità sostenibile e soprattutto di rendere Mestre una destinazione sempre più accogliente, sia per chi vuole arrivare in bicicletta per studio o lavoro o per chi vuole visitare il centro per shopping. Oggi è il 1° aprile, allora andiamo a vedere come i commercianti di Robegano hanno organizzato il loro pesce di aprile per sostenere le proprie attività. A posto Carlotta, tocca a me. Caffè. Ma lei non è il farmacista? Sì, ma oggi è il 1° aprile, pesce d'aprile per dei commercianti, per la popolazione, ci scambiamo i ruoli. Accade a Robegano e a Salzano, dove il farmacista diventa barista, il gelataio fa il tabaccaio, l'edicola è tutta tua. Grazie. e la parrucchiera si trasforma in oste. Tanto parte, mi fai più piacere, 5 litri di merlot. Ok, grazie. Vado. Una quindicina le attività commerciali coinvolte per questa prima edizione di Scherzi del pesce d'aprile, fortemente voluta da Confcommercio. È un'iniziativa singolare, diciamo che la Confcommercio, grazie all'amministrazione comunale, ha costituito il distretto del commercio e ha messo in sinergia le varie attività. E poi ovviamente dove si semina bene si raccoglie bene. Obiettivo: incentivare le vendite tutelando i piccoli negozi di vicinato. Sono riusciti a trasmettere un segnale che uniti si è più forti, quindi è un problema che viviamo in tutti i nostri paesi e cerchiamo noi di essere separati, ma loro ci dimostrano invece che essendo uniti stanno ottenendo un risultato bellissimo. Questa è la prima iniziativa che hanno fatto, oltre che coinvolgere gli altri commercianti che sono diventati tutti veramente amici perché si trovano sempre assieme, coinvolge anche la popolazione che sono tutti entusiasti di questa iniziativa. E ora cin cin sindaco! Cin cin! Evviva! Evviva! Cin cin! Per farmacista oggi si è presentato come barista col cappuccino. Sì, si è presentato, è stato uno scherzo carino e al momento non ci ho pensato che era pesce d'aprile. Il Comune di Venezia ha deciso che per finanziare i progetti intrapresi a Mestre sarà necessario introdurre un ticket anche per i residenti a Venezia. L'iniziativa sarà denominata ticket di residenza e affiancherà il già esistente ticket di accesso turistico. Le modalità di riscossione verranno rese note a partire dal 18 aprile, data entro la quale entrambi i ticket verranno introdotti per il 2025. Niente paura, si tratta di un pesce di aprile, come tradizionalmente accade a Venezia, organizzato da Venezia.com, che ha anche realizzato un servizio. A poche settimane dall'annunciata reintroduzione del ticket di ingresso per i visitatori non residenti, arriva una nuova misura senza precedenti, un contributo speciale dedicato anche ai residenti. La decisione comunicata dall'amministrazione comunale segue l'urgenza di garantire risorse adeguate per la manutenzione e la protezione di Venezia. Il ticket, che sarà introdotto nei prossimi mesi, servirà a fronteggiare il crescente costo della gestione della città, tra la preservazione del delicato equilibrio ambientale della laguna e il contrasto agli effetti negativi. Non si tratta soltanto di una cifra simbolica. Questa scelta mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella salvaguardia del loro territorio. L'obiettivo non è gravare sulle famiglie, ma creare un fondo che possa garantire un futuro sostenibile per Venezia e per le generazioni che vivono. Alla domanda se sono favorevole al ticket per i residenti a Venezia, la mia risposta è sì. Io sono favorevole al ticket per coloro che risiedono qui a Venezia. Mi sembra una cosa giusta e da implementare il prima possibile. Il nuovo ticket sarà applicato su base annuale e proporzionato al reddito, con esenzioni per le fasce più deboli e specifiche categorie. Si attendono ancora ulteriori dettagli sui criteri di applicazione, ma il dibattito pubblico è già acceso intanto. Sono favorevole al ticket dei residenti. Favorevole al ticket per residenti e favorevole al divieto d'accesso per i veneti, come giustamente dice. Le autorità auspicano un senso di responsabilità condivisa da parte dell'intera comunità, residente e non, per proteggerne il valore inestimabile. Ecco, allora ricordiamo ancora perché si fosse messo solamente adesso all'ascolto. Si trattava di un pesce di aprile, un finto servizio realizzato da Venezia.com. Ora parliamo di calcio perché la Coppa del Re torna questa sera in esclusiva su Antena 3 a partire dalle 21:30 con il secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad dopo l'1-0 dell'andata a favore dei Blancos. Domani, sempre alle 21:30, l'altra sfida di semifinale. Ad affrontarsi saranno Barcellona e Atletico Madrid, protagoniste dello spettacolo 4-4 dell'andata. Con questa notizia si conclude questa edizione del telegiornale di Venezia di Antena 3. Grazie per averci seguito e buona serata.